Signore e signori, buonasera e benvenuti all'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B qui a Palestra 1 della Ghirada. Quest'oggi in campo con la nostra Volley Treviso c'è il Sea Volley Trebaseleghe Padova, una formazione che ha iniziato il proprio campionato con qualche giornata di ritardo. Sostanzialmente la prima gara che la squadra ospite ha giocato è corrisposta alla quinta giornata del campionato nazionale. Oggi, prima di parlare delle cose tecniche, ci colleghiamo con un ospite speciale che anche l'altra volta ci ha portato un saluto da casa. Quindi chiedo al regista Enrico Maggio di trasmettere in diretta il nostro ospite. Enrico, vai! Siamo quindi in diretta con il nostro coach Michele Zanin, ancora ai box causa Covid. Ciao Michele, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Intanto ti chiediamo come stai, che è la cosa più importante. Allora, sto abbastanza bene, sto bene, ma purtroppo devo restare ancora in isolamento. Così dice la positività del tampone che ho fatto ieri, per cui niente, così devo stare ancora in isolamento, insomma. Ferie prolungate come mai nella vita? Esattamente, sia da pallavolo che da scuola. Allora Michele, la partita della scorsa settimana l'avrai vista di sicuro magari in TV, su YouTube, seguendo la nostra diretta o nei video tecnici l'avrai vista. Cosa ci dici della prestazione dei tuoi? Ma allora, l'ho vista in diretta e poi l'ho rivista durante la settimana. Una certa preoccupazione perché l'approccio alla gara è stato molto complesso e eravamo molto bloccati, soprattutto ricezione, ma anche copertura. Abbiamo lasciato cadere dei palloni veramente. Poi pian pianino la gara è migliorata, soprattutto il servizio nostro è molto migliorato e anche una discreta correlazione muro-difesa. Devo dire che so che la squadra può giocare anche meglio di quanto ha fatto e spero che possa esprimersi altre volte così meglio di quanto ha fatto sabato scorso. Oggi in campo abbiamo un Silvoli Trebaseleghe che è una squadra dai tanti ex. Vedevamo prima a tabellino che sono addirittura, se non erro, 7-8 giocatori ex di turno. Alcuni sono stati qui per tanti anni. Ecco, che partita ti aspetti da loro e secondo te quale sarà il giocatore oppure l'arma più insidiosa di Trebaseleghe? Beh, allora, i giocatori che sono passati per la Ghirada sono molti. Addirittura anche il nostro Salvego ha fatto per diversi anni, è stato diversi anni a fare l'assistente e a lavorare con la giovanili con il Silvoli. Quindi se tra i giocatori sono molti c'è anche un tecnico che ha lavorato con quella società. Ma mi aspetto che questa è una squadra che, come sapete, ha giocato poche gare. Vedo che gioca meglio di partita in partita perché la prima gara ha giocato bene una parte di gara, poi con Belluno ha sfiorato il colpaccio primo set. Sappiamo che Belluno è un'ottima squadra. È una squadra che fa della difesa, della copertura il suo punto di forza e poi ci sono i schiacciatori che per adesso si sono evidenziati come i terminali offensivi, i due schiacciatori e in parte anche l'opposto Tonello. Ecco, quindi bisognerà prendere subito le misure di questi schiacciatori col muro, la difesa e cercare di fare un buon lavoro col servizio per agevolare un po' quelle che sono le caratteristiche del nostro muro e della nostra difesa, del nostro contrattacco. Io penso che il tema sia questo. Come spesso succede, chi viene a giocare in Ghirada, avendo giocato tra le nostre fila, vuol sempre far bella figura all'interno di questa palestra, all'interno di queste mura e davanti alle nostre maglie. È un modo per dirci che ci vogliono bene, che ci vogliono ancora bene, nonostante siano passati degli anni. Purtroppo questo a noi ci impegna ancora di più per fare il meglio possibile per poterli battere. Ecco Michele, un'ultima domanda secca a cui ti chiediamo di dare una risposta altrettanto secca. Ti saresti aspettato a questo punto della stagione di essere secondo in classifica?
Ma devo dire di no, devo dire assolutamente no. È vero anche che la particolarità della struttura del campionato, che ha diviso in due parti il nostro girone, ha reso possibile questa situazione. Quindi bisogna soprattutto poi tenere presente delle difficoltà che il Covid così, in ogni squadra ha evidenziato delle problematiche di organico. Del Silvoli abbiamo detto che ha iniziato adesso pressoché a giocare, per cui già io sono soddisfatto di poter giocare, che i ragazzi si possano allenare, che non buttino via, che non buttano via un'altra stagione, che si possano allenare con continuità. Poi il fatto che possano andare in campo, che possano giocare al meglio, ovviamente il fatto che siamo secondi mi fa molto piacere e che soprattutto i ragazzi facciano un'esperienza di gioco che li faccia maturare per quelle che sono le loro reali possibilità e livelli, ognuno a seconda delle proprie caratteristiche. Ok Michele, ti ringraziamo, speriamo tu ci segua nello streaming e quindi appuntamento speriamo presto in palestra, e la prossima partita vogliamo intervistarti da qui, dalla Ghirada e non da Skype. In bocca al lupo per la tua guarigione e alla prossima. Crepi il lupo, grazie a tutti.
Siamo in diretta qui al campo della Ghirada, palestra 1 per Volley Treviso contro Silvolley Trebaseghe. Presentiamo oggi l'ospite che abbiamo con noi e che è Dante Boninfante. Quindi Dante, ciao, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te di essere qui, avremo tempo di raccontarci un sacco di cose in questa diretta. Intanto cominciamo col presentare le due formazioni. Volley Treviso schiererà in campo con il numero 2, anzi schiererà in campo la formazione vista nell'ultima gara. Con il numero 2 entrerà in campo Mattia Boninfante, con il numero 3 Andrea Pegoraro, con il numero 5 Marco Novello, con il numero 9 Federico Crosato, con il numero 10 Davide Soldan, con il numero 11 Edoardo Cunial. Il libero sarà Vittorio Ceolin. Silvolley Trebaseleghe schiererà in campo con il numero 2 Giandomenico Zanatta, centrale, con il numero 5 Alessandro Stellin, centrale, con il numero 7 Tommaso Mason, con il numero 9 ci sarà Matteo Tonello, con il numero 12 ci sarà Andrea Campa Campagnol, con il numero 17 il palleggiatore Alberto Niero, con il numero 18 chiude la formazione il libero Simone Milo Milini. Piccola particolarità della squadra di Silvolley Trebaseleghe è che l'allenatore è anche il giocatore Matteo Daldello, anche lui passato per le fila orogranata. È terminato nel frattempo il saluto ufficiale, entriamo in campo. Dante, che partita ti aspetti? Mi aspetto di vedere Treviso sempre in crescendo, come le ultime partite ci ha abituato a prestazioni sempre convincenti e costanti. Trebaseleghe è un po' una scoperta che ha saltato tutta l'andata, sicuramente una squadra che da tanto è ferma però ha molta voglia di giocare, e quindi secondo me sarà una bella partita. Ok, intanto nel frattempo le squadre sono entrate in campo e stanno facendo gli ultimi abbracci di rito prima di iniziare la gara. Oggi una gara appunto che giochiamo in Ghirada, dopo da lunedì entrerà in vigore in Italia la zona rossa. Speriamo che il campionato continui, ancora non sappiamo il nostro destino, ma speriamo che ci lasciano portare avanti questo campionato di Serie B. Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo sport sicuramente tiene i ragazzi lontani da altre abitudini non convenienti in questo periodo. È pronto, tutto è pronto per iniziare. Abbiamo Mattia Boninfante in battuta. L'arbitro ha fischiato l'inizio del match, quindi vediamo cosa succederà. Subito al salto Boninfante, palla che termina out per Volley Treviso, e Mattia non riesce a trovare il campo in questa prima azione. Nel frattempo Alessandro Stellin, 23enne di Trebaseleghe, raccoglie il pallone e si porta dai 9 metri per introdurre appunto la seconda azione della partita. Battuta salto flot per Stellin su Ceolin, che riceve verso posto 4, difficoltà per Boninfante, palla alta, subito chiamato in causa il nostro posto Marco Novello, che conquista il primo punto per Treviso. Sì, una palla complicata per Novello, una palla alta, è stato molto bravo ad usare il muro avversario. Edo Cunial, il nostro 16enne di Volley Treviso, si prepara alla battuta, lo ricordiamo, primo campionato di Serie B per lui, batte il salto, seconda battuta out per Volley Treviso su 2, un po' di fatica a trovare il campo in queste prime azioni. Sì, può capitare all'inizio di una gara di trovare il ritmo in battuta, ma siamo fiduciosi per il proseguo del set. Matteo Tonello, l'opposto di Trebaseleghe, 18enne, batte il salto flot su dado, non riesce l'intesa Boninfante Pegoraro, quindi non si trovano i due giocatori. 3-1 per Trebaseleghe. Sì, un po' di diversità di tempi tra palleggiatore e centrale. Una difficoltà di avvio per Volley Treviso vista anche nella gara precedente qui in casa. Speriamo che i ragazzi siano pronti a invertire il trend subito. Ceolin riceve sui 3 metri, palla dietro per il nostro posto che tira forte in diagonale e non riesce la difesa di Tonello. Novello molto bravo, una ricezione esclamativa, muro piazzato, è uscito molto bene in diagonale. Poi spiegheremo cos'è la ricezione esclamativa, Dante, perché in termini linguistici potrebbe essere anche superlativa, dopo lo spiegheremo nella prossima azione. Pegoraro intanto dai 9 metri
Si prepara il salto float, batte corto Milini, riceve bene su Niero, Niero chiama al centro Zanatta, ricostruzione dal lato di Trebasele che si va dall'opposto, che non riesce a passare la rete con l'attacco, quindi punto a Treviso, parità. Cos'è allora la ricezione? Punto esclamativo, Dante? La ricezione del punto esclamativo è quando la palla cade all'altezza dei 3 metri, quindi è un modo di classificare, sì, quindi la assolutamente. ricezione. Bene, Pegoraro alla battuta su Milini, Milini riceve bene su Niero, Niero dietro ancora per l'opposto, non c'è intesa, si ricostruisce facile dal campo di Treviso, subito da Dado in posto 4, punto in attacco su Milini che non difende. Molto bene in contrattacco, anche l'azione di prima, il muro di Treviso col posto 4 Soldan è stato molto bravo ad aiutare il centrale con l'attacco in primo tempo. Adesso qualche problema di intesa tra palleggiatori e il posto. Pegoraro si prepara di nuovo alla battuta. I ragazzi di Treviso avanti 4-3, hanno recuperato un avvio un po' titubante, ricezione non buona per Trebasele che è ricostruzione facile, Bonifante in palleggio, Pegoraro alza dietro, attacco ancora una volta del nostro Novello a punto. Molto bene, Novello sta diventando una sicurezza in questo campionato, ma quanto è importante il secondo tocco quando non alza il palleggiatore. Pegoraro è stato molto bravo, ha fatto una perfetta alzata. Alzata pulita, no? Sì. Ancora lui, un buon turno in battuta per Pego. Si prepara a inserire il salto float, la battuta, palla che cala, ace! Una bella battuta, Dante? Assolutamente sì, molto tesa, è già la terza di fila che fa, quindi senza errori, molto bravo, molto bravo. Quindi time out richiesto subito da Trebaseleghe. Quindi con il primo time out chiesto da Trebaseleghe sul 6-3 richiesto da Piccola Curiosità dal secondo allenatore che è Raffaello Macente, in quanto Matteo Daldello, che è il primo allenatore diciamo ufficiale, anche se non può essere l'ufficiale per i titoli che ha, deve appoggiarsi quindi al secondo allenatore per richiedere time out. Pegoraro inserisce la palla ancora in gioco, ricevuta male da Trebaseleghe, palla facile in attacco dagli avversari, ricostruzione per Treviso, Soldan, Murato ricostruito, no, anzi murato da Zanatta. Dante? Beh, era partito tutto bene con un'altra gran bella battuta di Pegoraro, appoggio sul muro di Soldan ci poteva stare, però bisogna ricoprire meglio. Lo diremo dopo nel corso della partita. Trebaseleghe che ha avuto, l'abbiamo già anticipato prima nella chiamata con coach Zanin, ha avuto qualche difficoltà in avvio di campionato causa Covid. Ceolin riceve nel frattempo bene per Treviso, si alza al centro per Crosato, Crosato non trova il campo in attacco, lo trova il campo in attacco invece 7-4. Ottimo attacco, lungo e molto difficile da difendere questi palloni profondi. Vedremo adesso Marco Novello, l'opposto diciottenne oro granata, se riuscirà a replicare i buoni turni di battuta visti nelle ultime gare. Si alza alto il pallone Novello, tira forte, Milini non tiene la palla nel campo di Trebaseleghe, poi ricostruzione ancora nel campo di Treviso, si va da Soldan, mani out vincente su Niero. Molto bravi a partire dalla battuta, il contrattacco, hanno fatto bene le rincorse, Soldan è stato bravo a trovare mani out. Bene, Treviso 8-4, raddoppio per queste prime battute del match, quello trevigiano sui punti di Trebaseleghe, ancora Novello alla battuta sostenuto dalla panchina di volley Treviso che dirige dei cori importanti, tira forte Novello, ace. Esecuzione perfetta, a parte l'ace, ma a partire dal lancio e dalla rincorsa della battuta veramente molto bravo. Ace su Milo Milini che, lo ricordiamo, dal 2017 al 2020 è stato libero oro granata e che salutiamo fino allo scorso campionato, poi interrotto causa Covid, in cui Treviso insomma si trovava in una buona posizione e poteva fare belle cose. Milo ancora pronto, palleggia a terra la palla prima di prepararsi a questa battuta al salto, tira forte, tocca il nastro, Milini quindi riceve bene, si va in posto 4 per un altro ex di turno, ricostruzione, bagarre sotto rete, si va dietro per Tonello, rete o muro, Dante? No, questo è muro. Muro per i nostri, bene,
muro positivo, 10-4. Difficoltà in questo momento per Trebaseleghe. Ma non riescono a fare cambio palla immediatamente, quindi sulle rigiocate Treviso è brava e giustamente hanno pressione. Milini pronto alla ricezione su Novello. Novello questa volta non trova il rettangolo di gioco, quindi palla a Trebaseleghe, che ha fatto il cambio palla. Sì, per ora i cambi palla puliti sono stati grazie agli errori del servizio di Treviso, quindi un po' agevolati da quel punto di vista. Giandomenico Zanatta, 9 stagioni a Treviso, tutto il settore giovanile l'ha fatto qui dal 2009 al 2018. Introduce salto flotta la palla, attacco importante di Crosato. Molto bravi tutti, bellissima alzata che Boninfanti ha aspettato Crosato, che poi ha sbaragliato il muro avversario. Piccola curiosità su Giandomenico Zanatta: veniva a vedere le partite da piccolissimo perché il fratello giocava già qui, è stato penso il giocatore che ha consumato di più i corridoi della Ghirada, girando attorno e correndo come un matto, perché non aveva l'età per poter ancora giocare con noi. Nel frattempo il nostro Davide Soldan batte out. Errore out, sempre meglio della battuta in rete. Certo. Alberto Niero, 35enne, anche lui 6 stagioni a Treviso dal 99 al 2005, battuta, e poi Crosato ancora vincente. Altra bella azione al centro, ma l'importante è notare le traiettorie di ricezione di Treviso che permettono all'alzatore di poter giocare tutto, anche se la palla è staccata, la traiettoria è bella alta, comoda, questo è molto importante per gestire qualsiasi tipo di palleggio. E Federico Crosato questa volta cambia la sua zona di battuta da 1 verso Milini, che riceve bene, palla al centro, tenuta da Treviso, si va in 4 da Cunial, che sembrava aver toccato le mani del muro, ma l'arbitro giudica out la palla. E da qua non sembrava toccata, però comunque la scelta poteva essere giusta, cercare una parallela, un mano fuori, è uscita veramente di poco. Numero 7 di Trebaseleghe, Tommaso Mason, a Treviso nella stagione 2016-2017, batte al salto, tenuto da Soldan, si va dietro, una palla un po' corta, quella di Boninfante Junior, alzata, e Novello. Ancora bravo Novello, che dimostra vincente, di saper usare anche i colpi di fino, oltre che potenti. Ha rimediato con intelligenza. Ed è proprio Mattia Boninfante che si prepara in questo momento al servizio sul 13-7 volley Treviso. Si alza alto il pallone Mattia, tira anche lui forte, tocca il nastro e poi riesce a fare ace su Mason, che non tiene la palla. La battuta in questo frangente questo set sta dando sicuramente una mano a Treviso per avere tutti questi 7 punti di vantaggio. E ancora time out richiesto da coach Raffaello Macente. Campo 14-7 per volley Treviso. Ancora Boninfante che si prepara alla battuta in questo primo set, in cui i ragazzi sono ancora orfani di coach Michele Zanin, a casa per il Covid, sostituito nell'altra partita egregiamente da coach Federico Salvego. Boninfante forte su Mason, non tiene la ricezione Mason, ancora ace. Come dicevo prima, la battuta sta dando tantissimi risultati, che Trebaseleghe sotto pressione fa fatica a ricevere. E speriamo continui questo trend positivo per i nostri giocatori. Boninfante, ancora la battuta. Milini non tiene nel proprio campo la palla, ricostruzione facile per Treviso, si va al centro da Pegoraro, tenuto prima a muro poi in difesa da Trebaseleghe, veloci in 4 per Campagnol, e Campagnol segna il primo punto del match. Dante. Questa è stata una buona occasione di contrattacco, l'appoggio era molto alto, Pegoraro doveva aspettare un po' a partire, però è stato bravo in lettura il centrale di Trebaseleghe. Andrea Campagnol, miglior realizzatore dell'ultima gara di Trebaseleghe, 10 stagioni a Treviso dal 2000 al 2010 per lui. Vediamo cosa combinerà oggi Campa
Campagnol. Introduzione in battuta, salto flotto da Trebasele che è tenuto sulla linea dei 3 metri dal nostro Ceolin, e poi mani e fuori, questa volta non dell'opposto Novello ma della banda di Volley Treviso che gioca mani out. Un bel mani out, ha cercato il centro del muro che non è riuscito a chiudere per tempo e la palla è andata fuori. Edo Cunial quindi prima attacca da zona 2 e ora si prepara al servizio dai 9 metri. Anche lui sul nastro, Campagnol riceve bene, poi si va al centro da Zanatta, tenuto in difesa subito dietro per Treviso, mani out su Campa, vincente. Lavoro perfetto, muro che tocca, difesa che appoggia bene il pallone, gioco veloce, mani out, punto, nulla da dire. Sembrano essersi ripresi i ragazzi di Treviso, speriamo di non portare sfortuna. Cunial si ferma sul nastro della rete il pallone. Allora Dante, intanto raccontaci questa tua esperienza da coach, come sta andando in quel di Prata, al di là dei risultati più o meno felici, ma insomma come ti stai trovando in questa veste da primo allenatore? No, molto bene, i ragazzi lavorano ogni giorno molto intensamente, bene. Un po' di sfortuna, un po' di infortuni ci hanno un po' rallentato i risultati la domenica, però siamo sempre fiduciosi e testa alta. Come giudichi questo campionato di Serie A3? Beh, è un campionato complicato perché dove si sta in alto chi sbaglia veramente poco e forzare sempre ogni gara cercando di sbagliare poco è complicato. Tu hai tanti ex Oro Granata lì con te. Esatto. Cosa ci puoi dire? Beh, lo stile del lavoro è sempre quello di Treviso, con dedizione, impegno, e non immaginavo nulla di diverso, ecco, dai ragazzi, sono molto bravi. Ritorniamo quindi sulla partita, 18-10 per Volley Treviso. Campagnol si prepara alla battuta. Volley Treviso pronto con una ricezione a 3, riceve subito Ceolin che riceve bene, si va al centro per Crosato, murato a sangue, come si dice, da Zanatta. Sì, Zanatta ha visto la ricezione perfetta, ha battezzato la palla a Crosato, ha anticipato il salto e è stato bravo a chiudergli l'angolo. Vediamo se adesso sarà un'altra buona occasione per riattaccare per Crosato, oppure se cambierà la distribuzione di Mattia Bonifante. Ricezione fuori dai 3 metri, non buona occasione per Crosato, palla in 4 tenuta da Trebasele che con un po' di difficoltà, pallonetto, ricostruzione per Treviso, facile, dietro subito dal nostro Novello, tenuto in qualche modo da Trebasele che si anticipa all'attacco, confusione sotto rete, occasione per rigiocare per Treviso, Soldan in posto 4 sulle mani di Niero forse. Bene, Soldan ha cercato lo stesso colpo di prima ha provato un mane fuori esterno sempre su Milini, no, su Niero, e adesso invece gli ha preso la mano sinistra e ha tirato un bel colpo. Riprendono fiato entrambe le formazioni. Alla battuta c'è Marco Novello, autore fino ad ora di 81 punti totali con 9 ace, 16 muri e 56 attacchi. Si prepara al servizio ed è out il pallone. Fuori di poco, il forzare sempre in battuta da parte dei battitori in salto di Treviso è una loro caratteristica ed è giusto che non la perdino nonostante qualche palla che scappa fuori. 30 errori totali per Marco Novello, 15 errori in battuta e 15 errori generici di gioco. Una buonissima prestazione in questa prima fase del campionato per il nostro giocatore. Si va da Mason, tenuto da Ceolin in difesa, subito in 4 per Soldan, palla bassa per lui, costretto al pallonetto, e poi punto per Treviso, infrazione sotto rete di Trebaseleghe. Bella azione questa, senza sprecare nulla. Soldan con un pallonetto è riuscito a mettere in difficoltà il muro che per recuperare la palla ha fatto invasione. Richiede il cambio coach Federico Salvego, facendo uscire il numero 10 Davide Soldan e facendo entrare il nostro numero 9 Gioele Favaro, qualche giorno anche lui ai box per qualche problema di salute, non Covid per fortuna. Ora è entrato in campo e pronto dai 9 metri sul 20-12 per gli Oro Granata. Colpisce il pallone Malaccio.
Sì, l'ha preso un po' sotto, era un po' in ritardo rispetto al lancio, doveva un po' accelerare. Un po' di ansia da prestazione, possiamo dire, in questo senso. Può capitare quando entri dalla panchina di non essere così fluido nel gesto, e quello ogni tanto ti porta a sbagliare. Cambio degli ex anche per Trebaseleghe, esce il regista Alberto Niero, entra l'altro regista molto più giovane, 18enne, Marco Cattarin, anche lui nella stagione 2019-2020 a Treviso. Si prepara poi al servizio al salto Marco Cattarin e spara out la palla, 21-13, oro granata. Ogni tanto è bello, diciamo, vedere la squadra avversaria sbagliare tante battute, però è meglio avere ritmo sul cambio palla, poter giocare un po' di più. E Federico Crosato alla battuta salto flotto su Milini. Milini riceve male, ricostruzione non riuscita per Trebaseleghe, appoggio Treviso. Si va in pipe, una bella pipe giocata da Buonifante per Favaro che mette a terra il pallone. Molto bene tatticamente, che i loro laterali a muro si sono allargati subito e il centro del campo era marcato solo da un centrale. Bene per Mattia che reinserisce la pipe, nell'ultima gara ne abbiamo viste poche, quindi bene chiamare in causa tutti i nostri giocatori. Crosato, salto flot su Milini. Milini questa volta riceve bene, si va dietro da Mason gioca il money out su Cunial. Bel colpo, aveva marcato bene la lungolinea Edoardo, è stato bravo a trovare la mano esterna per un colpo mano fuori. Siamo pronti alla battuta del 22-14, il giocatore è il numero 7, Tommaso Mason. La palla si ferma nella parte bassa della rete. Dante, questa palla come la vedi? È un indicatore un po' come dire, di mollare un po' per loro? Ma secondo me voleva cercare la zona 1 e non è un suo colpo magari molto comodo, abituale, allora ha chiuso troppo. Mattia Buonifante alla battuta su Milini. Attacco di prima intenzione per Cunial, poi non riuscita la difesa di Trebaseleghe. Set point Treviso. Molto molto bene il servizio, come dicevo prima, è veramente un'arma in più di questa squadra. Occasione di replica per Mattia dai 9 metri, 24-14. Tira forte Buonifante, palla che termina in campo e quindi ace 25-14. Veramente un ottimo primo set, come dicevo prima, peccato per i molti errori in battuta di Trebaseleghe, perché Treviso, essendo giovane, ha comunque bisogno di fare cambio palla, di crescere, e sarebbe meglio così, ecco. Va benissimo per il set vinto, naturalmente. Certo che sì, ci risentiamo tra 3 minuti.
E si ritorna in campo in questo secondo set dove sul punteggio di 0-0 Treviso può scendere nel parquet della palestra 1 della Ghirada con un tabellino del primo set che li vede in vantaggio e con un primo set in cui la squadra, Dante, che è qui con me a commentare, può dirci insomma qual è il livello di gioco degli Oro Granata in questo primo set. Il livello è molto alto, a partire dalla battuta che sicuramente è molto efficace, poi sono stati molto bravi in ricezione, sul cambio palla, a muro, molto precisi, veramente un ottimo primo set. Siamo pronti quindi a iniziare questo secondo set. Stellin alla battuta salto float, batte corto sugli Oro Granata, costretti a una ricostruzione difficile dell'azione. Si va subito quindi in 4 per Campagnol inchioda la rincorsa ma riesce comunque a segnare un punto per sì, era una palla un po' staccata, è stato bravo ad accorciare la rincorsa, a tirar lungo in mezzo al muro, ha fatto un bel punto. Ancora Stellin quindi per Trebaseleghe, pronto alla battuta da zona 1, salto float. Introduce la palla in gioco Stellin sul nostro Ceolin che riceve bene, si va al centro da Pegoraro, ottenuto in difesa da Mason, attacca lui pian pianino in pipe ma nessuno ci va per Volley Treviso, quindi 2-0 Trebaseleghe. La classica incertezza, la prendo io, la prendi tu. In quel caso bisogna avere un po' di voce, chiamarla. Stesso avvio di set come nel primo, Dante, un po' di difficoltà per gli Oro Granata nei primi scambi, proprio nei primissimi scambi del set. Sì, un peccato la palla prima che era una free ball, si poteva far punto subito. Stellin su Soldan, sui 3 metri la ricezione, poi va dietro Boninfante da Novello e l'attacco di Volley Treviso non passa. Sì, era un'alzata che gli arrivava da lontano, ha chiuso un po' troppo il colpo in diagonale e la palla ha preso il nastro. La scelta non era sbagliata. Diciamo che su 3 punti di Trebaseleghe sostanzialmente 2 sono un po' regali Oro Granata. Sì, a parte il cambio palla di Campagnaro, sì, gli altri due sì. Sì. Ok, subito Stellin, corto su Ceolin, palla in 4 per Cunial che va a segno sfruttando le mani di Zanatta. Bel colpo, anticipato il colpo, il centrale è arrivato un po' in ritardo col braccio interno. Ed è subito Mattia Boninfante che si porta a fondo campo per la battuta del 3-1 per gli avversari. Prendono le distanze i giocatori di Trebaseleghe. Milini riceve bene su Niero prova a alzare il pallone, non c'è l'intesa col centrale avversario, si ricostruisce nel campo di Treviso, dietro subito per Cunial attacca sulle mani di Tonello e la palla va a terra, muro per gli avversari. Peccato per questo contrattacco, era una buona occasione per accorciare, c'era il muro schierato però si poteva anche coprire. 191 cm per Matteo Tonello, il giocatore che sta introducendo la palla in gioco in questo momento su Soldan, si sposta verso 4 Boninfante, palla da Novello, considerato muro vincente quello di Trebaseleghe, nonostante i giocatori di Treviso recriminassero che la palla è out. Ora il primo arbitro, signor Daniele Toldo di Aquila, Aquila qui c'è scritto quindi io lo dico, chiama sotto a sé Roberto De Benedetto di Trento per un chiarimento. A me sembrava fuori, adesso non so se ha visto il tocco di qualcuno, ma infatti ecco. Ed hanno corretto la loro scelta, gli arbitri molto corretti in questa fase. 4-2 il punteggio, quindi è da probabilmente adesso Trebaseleghe recriminava un tocco in copertura di Cunial che era solo traiettoria, ma non mi è sembrato. Matteo Daldello il giocatore allenatore di Trebaseleghe non riesce a resistere seduto, ma l'arbitro lo richiama subito. Non è una vita facile quella del giocatore allenatore. Cunial alla battuta
batte su Mason non riesce a tenere la ricezione, poi Niero è un po' più furbo di Pecoraro in questa palla, ma subito ci pensa il nostro Marco Novello a chiudere l'azione. Bella azione, Pecoraro è stato bravo a non perdere il contrasto, bella alzata per Novello, che per murarlo bisogna veramente mettersi molto bene a muro, che tira molto forte. Lo dicevamo prima, una Trebaseleghe che ha iniziato il proprio campionato sostanzialmente alla quinta giornata di questa stagione, causa Covid, causa grandi difficoltà, hanno dovuto anche, diciamo, rispetto alla squadra dell'avvio, che era una squadra certamente con ambizioni importanti in questo campionato, rivedere sostanzialmente quasi tutta la formazione e accontentarsi di ciò che... Sicuramente da premiare il loro impegno per non mollare e continuare comunque a fare una stagione. Campagnol nel frattempo tenta una palla sulla linea di zona 5, ma la palla termina out. Cercato una battuta che per essere efficace deve essere un po' più tesa, era sicuramente alta e ha dato tutto il tempo a Soldán di valutarla. Campa è sempre stato un giocatore che ha giocato in formazioni incredibili degli anni Sisley, lui aveva meno centimetri degli altri, ma sempre una grande manualità che gli ha concesso di poter fare e vincere anche diverse cosette assieme a noi, quindi lo salutiamo sempre con grande piacere. Palla in 4 nel frattempo in questo momento per Soldán, col pallonetto dove Mason ci arriva, si chiama in pipe, poi Campagnol, eccolo qua, Campagnol verso zona 1 su Bonifante che non riesce a difendere. Bella azione, hanno coperto bene un pallonetto, si è proposto subito in pipe, uscendo da un muro veramente piazzato bene, è stato bravo a trovare l'angolo il posto 1. Lo aiutiamo Campagnol, che ha anche fondato una linea vitivinicola in questo periodo durante il lockdown, quindi si è messo anche nella carriera di imprenditore, se vogliamo, speriamo abbia fortuna. E nel frattempo Trebaseleghe allunga con un ace di Giandomenico Zanatta, 7-4. Siamo partiti un po' inseguendo la palla un po' troppo lunga, che ci è caduta avanti. E time out richiesto da coach Federico Salvego. Si rientra in campo, 7-4 il punteggio in questo secondo set, avanti Trebaseleghe, un po' di difficoltà in avvio per gli Orogranata, soprattutto nel cambio palla. Zanatta batte su Ciolin che tiene di spalla l'azione, si ricostruisce quindi per Trebaseleghe. Campagnol, Niero tenta il pallonetto, dietro a sé non c'è nessuno. Questo è un bel pallonetto, un palleggiatore alto come lui se lo può permettere, è molto difficile da difendere, questo solo il muro può far qualcosa. Zanatta ancora lui a lungo raddoppio, stessa situazione del primo set a squadre invertite, 4-8. Trebaseleghe batte su Cunial che non riceve bene, un turno di battuta difficile quello di Zanatta, per fortuna arriva il cambio palla per Treviso. In ricezione stiamo un po' troppo aspettando il pallone che ogni tanto cade, ogni tanto è lungo, bisogna un po' essere più attivi coi piedi. Per fortuna Trebaseleghe ha fatto un po' di confusione su questo appoggio di là. Marco Novello, autore di 7 punti fino ad ora, si prepara alla battuta del 5-8, 3 punti da recuperare per gli Orogranata di coach Michele Zanin che ci sta seguendo da casa. Ricezione difficile per Mason, poi appoggio per lui. Ciolin bene, Crosato ci arriva con la punta delle dita, si chiama in causa di nuovo in pipe Campagnol che tenta il pallonetto ma spara out. E questa volta non ha trovato lo stesso spazio di prima, ha provato un pallonetto ma aveva la palla un po' troppo alla sua destra e ha forzato l'appoggio. Niero, un po' d'esperienza, chiede richiesta di chiarimento di rotazione così da recuperare fiato. Nell'ultima gara Dante Niero si è appoggiato moltissimo a Campagnol, soprattutto con questi giochi anche da seconda linea in cui Campagnol con la sua manualità tentava di sfruttare il muro avversario. Molti contrattacchi, i muri avversari si aprono e quindi il centro della rete è molto libero. Marco Novello è pronto alla battuta
vediamo se si farà trarre in inganno da questa interruzione temporanea. Mason riceve bene, si va in 4 proprio per lui, che tocca il nastro della rete, ci arriva Cunial con una mano in tuffo, poi palla altissima che lavora Novello, poi di nuovo in 4 per Mason, sulle mani di Crosato, mani out dalla parte opposta. È stata una bella azione da parte di Trebaseleghe. Treviso forse in alzata di secondo tocco in bugger dovevamo essere un po' più precisi per sfruttare l'attacco di Novello. Gara più combattuta quella che stiamo vedendo qui alla Ghirada nel secondo set di questa giornata, 8ª giornata del campionato di Serie B. Niero su Cunial, poi Crosato altissimo a terra. Bene a sfruttare Crosato, che per fermarlo veramente bisogna che i centrali avversari ci spendano un bel saltone in anticipo, altrimenti è difficile prenderlo. Prova a trovare la concentrazione giusta Davide Soldan dai 9 metri per inserire la sua battuta in gioco. 2 lunghezze da recuperare, ma la palla non trova il rettangolo avversario e va out. Non ha ancora trovato il ritmo in battuta Soldan, adesso bisogna pensare alla ricezione. Tommaso Mason, 190 cm e 22 anni per lui, batte il salto flotto lungo, troppo lungo, quindi un momento in cui le battute non stanno facendo la differenza. Quando fai la rincorsa per la salto flotto un po' lenta è difficile dare velocità alla palla, quindi ha forzato troppo col braccio e la palla è finita fuori. Crosato, Federico Crosato, centrale azzurro di Volley Treviso, batte salto flot su Mason, ricezione non positiva, tenta comunque Campagnol di attaccare, chiede un tocco a muro che gli arbitri non vedono, quindi out la battuta di Campagnol. È partita bene l'azione, una bella battuta salto flot di Crosato, e palla staccata, ha cercato le mani del muro ma per poco ha tirato fuori. 5 punti per Federico Crosato fino ad ora, 10-9. Ancora salto flot per lui su Milini, che riceve bene, si va dietro dall'opposto di Trebaseleghe, Tonello vincente. Questa forse usciva vedendo da qua, però ha incontrato le braccia di Novello, che non è riuscito a controllare. E quindi per un Novello con la maglia numero 5 che non riesce a controllare, c'è un Stellin con la maglia numero 5 per Trebaseleghe che prova ad inserire la battuta in gioco sull'11-9 per Trebaseleghe, battuta tesa per gli avversari, subito chiamata in causa Novello, questa volta infrazione sotto rete per Trebaseleghe di Zanatta, quindi punto Treviso che accorcia le distanze, -1. Molto bravi, era una battuta insidiosa che cadeva, la ricezione ha tenuto bene, buona alzata e Novello ha trovato un'ottima diagonale. E quindi Treviso con Bonifante alla battuta su Mason riceve bene con la palla che tocca anche il nastro, Mason in pipe, ma poi super murone quello di Andrea Pegoraro, 11 pari. Bravissimo Pegoraro, non è caduto nell'inganno del primo tempo, ha aspettato lì al centro e ha invaso benissimo chiudendo l'angolo alla pipe. Ancora Mattia Bonifante, 11 pari, recupero di Volley Treviso di 4 lunghezze, eravamo 4-8 se non erro la distanza maggiore di questo secondo set. Ancora Bonifante tocca il nastro, poi Milini ci arriva, subito dietro di nuovo per l'opposto Tonello che nel buco a muro si inserisce. Sì, è una palla difficile per il centrale a chiudere il muro, forse abbiamo chiuso un po' troppo la parallela con il posto 4. Anche nella scorsa gara qualche punto, più di qualche punto è stato conquistato dagli avversari sul buco a muro dei nostri, ma ci stiamo lavorando come si suol dire. Tonello introduce la battuta, palla in 4 per Novello, difeso da Melini, si va poi dietro ancora dall'opposto Tonello, in questa fase grande protagonista per Trebaseleghe, 13-11. Sì, un po' punto facile, un tocco al muro semplice ha permesso un contrattacco con una bella diagonale. Ed è quindi il 18enne di Trebaseleghe pronto di nuovo a questa battuta salto flot su Ceolin, ricezione buona, si va in 4 per Novello. Quando la ricezione è buona, Dante, possiamo fare davvero male anche in attacco.
Sì, assolutamente. Gli attaccanti sono tutti forti e quindi bisogna trovare continuità e gestione dei colpi sulle palle che sono scontate, ecco, là si può fare molta differenza. Cunial alla battuta, tocca al nastro anche lui. Oggi abbiamo fatto l'abbonamento al nastro, subito prima intenzione per Soldan, mezzo punto a testa glielo diamo ai due posti 4 di Treviso, uno per la battuta e l'altro per l'attacco di prima intenzione. Assolutamente sì, c'è il palleggiatore in prima linea che in questi casi è molto pericoloso. E time out richiesto da coach Macente per Tre Baseleghe. Ancora in campo entrambe le formazioni sul 13 a pari di questo secondo set dell'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B girone D1. Campionato, lo ricordiamo, rivoluzionato anche nella sua struttura causa Covid, causa partenza posticipata. Potrà in questa prima fase Treviso affrontare delle squadre e nella seconda fase affrontare altre squadre provenienti dall'altro girone. Nel frattempo arriva il sorpasso Orogranata con Pegoraro che va a segno dal centro. Molto bene, sono arrivate due buone battute, su questo un ottimo contrattacco al centro, 1 contro 1, Pegoraro è stato bravo a girare la palla in uno. E quindi si continua nel campo di Treviso a servire ancora con Cunial alla battuta. Edoardo Cunial, 194 cm per lui, che tira forte su Mason, ma Mason riesce a tenere la palla. Niero, tutto un po' scomposto, chiama in causa il suo centrale che va a segno. È stato bravo a recuperare questo pallone, sembrava andasse di là, ha sfruttato bene i suoi centimetri. Campagnol, 14 pari, ancora parità in questo secondo set. 30 anni per Andrea Campagnol, salto flot per lui, Ceolin, non buona la ricezione, Novello, palla altissima, riescono a tenere nel campo di Tre Baseleghe, ricostruzione facile per Treviso, si va in 4 da Soldan, tenta di sfruttare le mani di Niero, fortuna e bravura nel campo di Tre Baseleghe, ancora nel frattempo la palla per Treviso, questa volta bravo il nostro giocatore numero 10 a mettere a terra il pallone. Molto bene, queste sono quelle azioni che di solito si dice bisogna aver pazienza, non metti la palla giù nel primo, nel secondo tentativo, ma sei bravo a metterlo giù al terzo. Di solito si forza il terzo colpo e si sbaglia, invece loro sono stati bravi a trovare punto. Pegoraro alla battuta, palla corta per lui, ci arriva Campagnol, subito in 4 per Mason che spara out all'attacco. A lungo Mason in attacco ha aspettato, che davanti si è trovato un muro di Crosato e Novello molto alto, ha aspettato per trovare lo spazio in parallela e alla fine ha tirato fuori. Andrea Pegoraro, 195 cm e 17 anni per lui, salto flotto su Milini, alzata in bagger per Niero, Mason tenta le mani alte ma non le trova, ancora out il pallone, a lungo Treviso. Sì, doveva cercare di uscire un po' più sul braccio sinistro di Crosato, ma ha provato a tirare troppo alto. Con il numero 7 esce Tommaso Mason ed entra con il numero 6 Matteo Pegoraro, un altro ex di turno, per una stagione è stato anche lui a Treviso, sempre nella stagione 2019-2020, quindi un altro ex Orogranata in campo. Campagnol, Zanatta tenuto da Crosato, si va in 4 proprio dal neoentrato che subito fa segnare al tabellino un punto. Pegoraro. È stato bravo Crosato a fermare subito il centrale avversario, perché il gioco era quasi scontato finisse lì. Un po' meglio questo muro a 3, perché era anche questo un attacco scontato, che la palla era sicuramente destinata allo schiacciatore. E subito Giandomenico Zanatta, 9 stagioni a Treviso per lui, salto flot su Ceolin, palla in 4 per Soldan vincente, 18-15.
Bella apertura questo, il muro ha seguito Crosato fino quasi in zona 2, palleggio in 4, 1 contro 1 e Soldán è stato bravo a fare punto. Chiude il cambio coach Daldello barra Macente, torna fuori Matteo Pegoraro, rientra in campo Tommaso Mason. Vediamo cosa riuscirà a fare in questo turno di battuta Marco Novello, autore fino ad ora di 9 punti, seguito da Davide Soldán con 8 e da Giandomenico Zanatta e da Federico Crosato con 5. Tira forte ma tenuto da Melini al centro del campo, palla per Mason ma tenuto in difesa da Soldán. Ci arriva in qualche modo Buonifante con una smanacciata, ricostruzione buona nonostante, palla in 4 per Mason, vincente. Comunque buona volontà per Treviso, Dante, in questa ricostruzione difficile. No, assolutamente sì, siamo abituati che il palleggiatore prende sempre il secondo tocco, ma questo era veramente un po' estremo, qualcuno più vicino doveva prendersi la responsabilità di chiamare pallone, magari poter alzare, perché era peccato che era una bella difesa. Niero su Ceolin, sui 3 metri Ceolin, la ricezione si va da Soldán che prova a lavorare la palla con la spalla, subito per Mason sulle mani del muro, copertura di Milo Milini, poi si va di nuovo in 4 per lui, ma questa volta Crosato ci arriva a muro, quindi punto Treviso numero 19. Bravo Mason sul primo attacco a appoggiare la palla sul muro per rigiocare una palla migliore, sulla seconda è stato tratto in inganno dall'arrivo in tuffo di Crosato, che è stato molto bravo a intercettare il pallone. Come si può allenare, Dante, l'attitudine a tentare di andare su tutti i palloni, che credo sia un allenamento che va fatto giorno per giorno, no? Quello di allenare la propria squadra, a provarci sempre. No, quello assolutamente sì, bisogna intanto il grandissimo muro di Treviso, intanto riconoscere le situazioni e poi non allenare la testa a guardare la palla che cade, ma almeno provare a fare un tuffo. A lungo andare la palla la tieni. E su questo, tu che conosci coach Zanin, com'è? No, Miki è sempre stato molto molto attento a tutti i dettagli e anche il fatto dell'atteggiamento della squadra, come si allena soprattutto, perché poi giochi come ti alleni, e lui è molto molto bravo. Ancora qualche secondo di time out per noi. Campo 20-16 per questo finale di secondo set qui a La Ghirada. Treviso che dopo un avvio complesso è riuscita ad imprimere per il momento il proprio ritmo di gioco, portandosi avanti sul 20-16, e infatti l'abbiamo chiamata al nostro dado che ha subito sbagliato battuta dopo il time out. Sì, è la seconda, prima aveva sbagliato battuta in salto, adesso si è sentito in difficoltà, allora ha provato la flotte, ma con stesso esito purtroppo. 20-17 Mason su Cunial, si va al centro da Crosato forse ruota un po' troppo il corpo. Dante, come mai ha fatto questo errore? Ma la palla era staccata, doveva aspettare un po' a partire e la palla poteva essere più alta, diciamo il concorso, però si può anche sempre rimediare. 20-18 ancora battuta a 3 Baseleghe, Ceolin tiene sui 3 metri, si va dietro da Novello che tira dove non c'è. Ha colpito la corrente. 21-18, tutto pronto. Crosato, battuta che si ferma sul nastro della rete. Dante, che peccato, 2 battute consecutive, potevamo mettere ancora più pressione a 3 Basile che è già sotto un 7-0, 2-1 in questo finale di secondo set. E col numero 5 c'è Alessandro Stelin alla battuta per 3 Baseleghe. 21-19. Non dobbiamo togliere la concentrazione da questa azione che è fondamentale per il set. Palla in 4 per Cunial, difesa da
Trebasele che si va verso Tonello. Bonifante di prima intenzione, sfrutta le mani di Trebasele che alza la mano correttamente, Campagnola, muro, quindi punto Treviso. Ha alzato la mano dopo che l'arbitro ha chiamato il tocco. Prima ha provato a ingannare, come capita sempre, ecco, niente di... Tu non le facevi mai queste cose? No, sempre. 22-19 Treviso. Mattia Boninfante alla battuta su Milo Milini, non riesce la ricezione. 23-19. Benissimo, quando abbiamo ingranato in battuta li abbiamo sempre messi in difficoltà. Già, speriamo di poter continuare su questo trend. 23-19 il punteggio di questo secondo set. Lavora la palla Bonifante in battuta su Milini, palla sui 3 metri per Niero, dietro ancora la Tonello. Niero si sta appoggiando molto in questa parte di gioco, ma insomma in questa partita al suo posto, Dante. Sì, il muro in posto 2 è sempre, diciamo, fa sempre un po' più paura a Niero, e allora sta cercando di giocare un po' sul lato meno forte di Treviso. L'opposto di Trebasele che batte corto su Ciolin, che resta fermo nella sua posizione. 23-21. Su tutte le salta flot stanno cercando sempre Ceolin, che è un po' in difficoltà in questo frangente del set. Ancora battuta per Trebasele che Ciolin questa volta non tiene la palla nel suo campo e Trebasele che si rifà sotto. 23-22. Coach Salvego si prepara a chiedere time out per i suoi. Time out, ci risentiamo tra 30 secondi. Entra in campo 23-22, partita che si rianima grazie a un buon turno di battuta del giocatore numero 9 Matteo Tonello, l'opposto di Trebasele, che una ricezione importantissima quella che dovrà fare in questa azione Treviso. Soldan riceve bene, si va poi in 4 da Novello, che chiude subito la partita e porta la sua squadra al set point. Molto bene questa ricezione di Soldan. Di solito quando un ricevitore è in difficoltà pensa sempre all'esecuzione del bugger, però nelle ricezioni prima i piedi sono stati fondamentali, troppo fermi. Ed è subito il nostro Conial che tocca ancora il nastro in battuta, ma la palla va di là. Subito da Campagnoli in posto 4 sulle mani di Pegoraro, ottenuto da Bonifante. Poi si va dietro per Novello, Novello tira forte e l'opposto di Trebasele che non riesce a difendere, quindi secondo set conquistato da Treviso 25-22. Come dicevo prima, l'opposto è l'unico che ha dato un po' di garanzia a Niero. I posti 4 un po' per errori, un po' grazie al muro di Treviso, sono stati sottotono. Quindi bene così per Treviso, e adesso ci vediamo tra 3 minuti.
Rientriamo in campo in questo terzo set con Treviso avanti 2-0 con 2 su 2 inizi di set un po' complessi, ma poi un grande recupero. È qui con me Dante Bonifante, commentaci magari brevemente la partita fino ad ora, grazie. La Treviso ha sempre spinto in battuta dalla fase centrale sia del primo che del secondo set fino alla fine, riuscendo a recuperare. La partenza un po' incerta è stata dovuta sicuramente alle buone battute iniziali di Trebaseleghe e una ricezione che eravamo un po' fermi. Dopo i ragazzi sono stati molto bravi ad alzare il ritmo. Si va subito con Mattia Bonifante che tira forte ma tenuto dal libero Milini. Si va dietro subito per l'opposto Tonello che va a segno con questo primo attacco nel buco del muro trevigiano. Questo è già il terzo attacco che passa nel buco, non so se tatticamente hanno deciso di chiudere la parallela, altrimenti bisogna lasciarla un po' per permettere al centrale di arrivare. Ed è poi Alessandro Stelin che si prepara alla battuta dai 9 metri per Trevaseleghe. 1-0 per gli avversari, come già visto in questi ultimi due set. Su Soldan si va in 4, poi dietro da Cunial che gioca fuori mano, ma richiesta, cosa hanno fischiato? Un'invasione di Campagnol. Invasione, la palla era un po' staccata, Cunial ha aspettato, ha fatto un pallonetto e il muro avversario per provare a prenderlo si è appeso alla rete. Cunial alla battuta, 1 pari, Treviso avanti 2-7-0 su. Si va subito dietro ancora dall'opposto Tonello, questa volta Pegoraro prova e ce la fa a conquistare un muro, 2-1. Questa volta l'alzata arrivava da lontano, quindi il muro ha avuto il tempo di arrivare a chiudere il buco e è stato costretto a fare un pallonetto. Ben gestito dai ragazzi. Cunial ancora alla battuta. Al salto forte per lui su Mason che non riesce a tenere, quindi ricostruzione difficile per Trebaseleghe. Ceolin bene in appoggio, Pegoraro vincente in attacco per Treviso. Molto bene, come è successo anche il set prima, un buon contrattacco, 1 contro 1 al centro, Pegoraro bravo a girare. E Cunial alla battuta, ancora lui, 3-1. Tira forte questa volta Cunial, Milini c'è e la tiene bene, poi al centro per il loro Giandomenico Zanatta che va a segno una buona azione di Trebaseleghe. Sì, sicuramente mezzo punto alla ricezione, che è stata in grado con una battuta molto potente di mettere in condizione il palleggiatore di giocare il primo tempo. Matteo Tonello, opposto 18enne degli avversari, 3-2 il punteggio, salto flot per lui, Soldan spigola un po' in ricezione, palleggio di appoggio di là di Trebaseleghe, poi Campagnol trova l'asta, 4-2. Siamo usciti da una rotazione che nel set precedente ci ha messo un po' in difficoltà. Dante? Sì, anche qui eravamo partiti con una ricezione errata, siamo stati bravi a recuperare, però si poteva attaccare la palla buttata in palleggio. Dopo, come è successo anche nei set precedenti, gli attaccanti del Trebaseleghe per evitare il nostro muro di posto 2 hanno tirato sull'asta. Pegoraro alla battuta, 6 punti per lui nella gara precedente, difeso l'attacco di Campagnol da Bonifante, poi per Soldan da posto 4 in diagonale tenuto da Melini. Si va dietro per Tonello, Tonello non si coordina, non lo so, insomma fatto sta che spara out l'attacco. Sì, la palla era leggermente corta perché era un'alzata di palla alta, doveva un po' tagliare il campo per anticipare la palla, purtroppo per loro è arrivato, ha tirato fuori. Pegoraro ancora la battuta, 6 punti per lui, 4 in attacco e 2 a muro sino all'inizio di questa gara. Salto flot su Mason che tiene bene, si va in 4 ancora da Campagnol, Campagnol non trova nessuno davanti a set e mette a segno un punto in attacco. È stato bravo ad anticipare, passare, non so, mi sembra che sia passato in mezzo, che Crosato ha aspettato il primo tempo avversario, che era una ricezione perfetta, e quindi è arrivato come poteva. Campagnol alla battuta, salto flot per Campa su Ceolin che riceve bene, si va al centro per Crosato, palla bassa per lui ma riesce comunque a fare un pallonetto vincente.
Questo è stato un bravo a gestire bene questa palla facendo un pallonetto. Lui va molto attaccato a rete, la palla resta sulla testa del palleggiatore, quindi devono trovare un buon accordo. O lui salta più staccato o la palla gli va data un po' più avanti. Marco Novello 2 centimetri ai 2 metri per il giovane opposto Orogranata, che si lancia altissimo il pallone e poi tira una bomba verso Campagnol, che riesce a tenere fuori dallo specchio della rete, e poi errore per Trebaseleghe. 7-3 a lungo Orogranata. E anche Tonello, trovandosi il muro piazzato avanti, ha fatto fatica, è riuscito a passare sempre al centro del muro, ma con queste palle qua, col muro chiuso, esce in diagonale e ha tirato più di una volta fuori, poi in rete. Ci sentiamo tra 30 secondi per il time out richiesto da Trebaseleghe. Ancora in campo, terzo set, 7-3 nel match. Novello ai 9 metri. Vediamo cosa riuscirà a fare il nostro Marco. Tira forte e non ci pensa due volte. Ace per lui. Un'altra bellissima esecuzione dal partire dalla rincorsa al lancio, e poi il colpo con questa forza fa veramente danni. Un'escalation quella di Marco Novello in questo campionato di Serie B, in cui è cresciuto partita per partita, soprattutto nel fondamentale di battuta, ma anche in attacco è risultato essere molto concreto il giocatore di Volley Treviso. Ora 8-3 per gli Orogranata. Ancora forte, questa volta out la palla per Novello, di poco. Di poco, sì, se si cerca sempre la potenza in queste battute spin, è comprensibile qualche errore. Gian Domenico Zanatta. Su Ceolin si va poi in 4 da Soldan. Soldan tira una diagonale strettissima e Mason non riesce a difendere. Molto bello, molto bello. Ceolin ha seguito benissimo il pallone, ha offerto una ricezione perfetta. Crosato, come spesso accade, si porta via il centrale avversario e muro 1 in posto 4. Dante, in questi giorni si sta parlando, si sta discutendo se l'Olimpiade verrà giocata o no. Tu a un'Olimpiade hai partecipato, un'Olimpiade qui in Europa tra l'altro, giusto? Sì. E com'è l'esperienza olimpica nel frattempo che vediamo queste azioni? Raccontaci, insomma, in 30 secondi com'è un'esperienza olimpica. No, l'esperienza olimpica è grandiosa, è il sogno di ogni atleta. Infatti sono veramente addolorato per i ragazzi che parteciperanno a Tokyo, perché già slittare di un anno, poi farla sicuramente senza pubblico è un peccato più per loro che la fanno, perché a qualcuno di loro magari sarà l'unica occasione nella vita. Ecco, Berruto nel suo libro ha raccontato un po' quello che è successo nel giorno della finale, no? Siete partiti molto presto, ma la cosa che vogliamo raccontare, insomma, che vorrei che tu raccontassi qui, è quella della maglia di Bovo, no? Sì. Com'è stata quella lì, nascondere una maglia nel protocollo rigidissimo delle Olimpiadi? Sì, perché la maglia ce l'avevamo in spogliatoio e avevamo detto che volevamo prendere la medaglia di bronzo soprattutto per Bovo, quindi avevamo la maglia in spogliatoio. Finita la partita prima della premiazione, il capitano Savani l'aveva nascosta all'interno della tuta e poi una volta sul podio l'abbiamo tirata fuori. È stata una gara, quella del terzo posto, che come sempre il terzo posto è un risultato particolare, ma per voi è stato un terzo posto conquistato o 2 gradini del podio, primo e secondo persi? Penso che è l'unica manifestazione delle Olimpiadi dove si ricorda anche il secondo e il terzo classificato, perché sennò di solito si dimenticano in tutte le manifestazioni, e quindi chi vince la finale terzo e quarto posto è sicuramente un terzo posto guadagnato. Ecco, un'ultima domanda sull'estate azzurra. Quest'anno ci sarà una VNL, per fortuna qui in Italia
a Rimini, ma una VNL in bolla, cioè in una versione dove le squadre staranno fondamentalmente nella stessa location per più di un mese. Come la vedi tu questa formula innovativa causa Covid che ha dovuto pensare la federazione internazionale? Io forse è l'unico modo per poter fare la VNL, ma io a prescindere non capisco l'esigenza di fare la VNL con questa pandemia, anche perché se una squadra ha la sfortuna di avere qualche positivo a poche settimane dell'Olimpiade è impossibile recuperarlo, e questo è una cosa che non mi spiego. C'è chi dice che l'abbiano fatta per far giocare qualche competizione ufficiale ai giocatori prima dell'Olimpiade. Ma io penso che se tu chieda a qualsiasi allenatore di quelle squadre nazionali, preferirebbero sicuramente non giocare. Crosato nel frattempo sfrutta il nastro e poi difesa e attacco per Cunial che trova l'asta della rete. Siamo 12-5, ora 12-6 per Treviso, che questo set diversamente dai precedenti è riuscito subito a trovare un po' di continuità e quindi a rimanere sopra sin dall'inizio del set. Speriamo che possa durare fino alla fine questo vantaggio. Sì, siamo partiti bene in tutti i fondamentali e in battuta subito incisivi. Mason introduce la palla corta, difficoltà, ma poi Bonifante ad una mano va altissimo e alza la palla per Pegoraro. Non c'era nessuno, Pegoraro chiude una bomba. Bravissimi tutti. Mattia poteva fare anche un pallonetto, è stato bravo a portarsi via il muro e a servire Pegoraro, che ha creduto a questo pallone e è andato convinto fino alla fine. È una domanda che ti hanno fatto in tanti e tantissime volte, ma te la facciamo per quelli che magari hanno meno, ti conoscono meno. Mattia si confronta con te a casa sulla pallavolo, su qualche consiglio tecnico-tattico, oppure fai il papà e basta con lui? No, io faccio il papà e basta. Lui quando ha qualche difficoltà o un chiarimento, una spiegazione, è lui che mi fa le domande. Io sto a casa e gli chiedo come è andato l'allenamento, come gli chiedo come è andato anche a scuola, domande di routine e basta. Da genitore. Fa la sua vita e se ha bisogno io ci sono. È proprio lui che tira forte in battuta in questo momento, che conquista un ace importante, sostanzialmente non trovando la ricezione della squadra avversaria, quindi 30 secondi ce li prendiamo anche noi sul time out richiesto da coach Maccente per Trebaseleghe. Si ritorna in campo 15-6 per gli Oro Granata, vantaggio da gestire per i ragazzi di coach Michele Zanin, che salutiamo ancora una volta, è da casa e lo aspettiamo presto in palestra. Bonifante introduce la palla in gioco e poi senza paura Novello, rigore di prima intenzione. Togliendo i limiti magari della ricezione di Trebasele, che oggi i ragazzi di Treviso in battuta hanno avuto una grandissima continuità sia di precisione che le spin molto molto potenti. Cambio del libero per Trebaseleghe, entra Dimitri Basso, 31 anni per lui. Subito Mattia sul nastro, poi tenuto da Campagnol, palla fuori dai 3 metri da gestire per Niero, si va dietro, c'è stato un cambio prima dell'opposto, ha attaccato Pegoraro ora e poi il nostro giocatore numero 5 Pegoraro, anche lui, ma quello Ologranata va a terra al centro. Bella azione, sul contrattacco Pegoraro molto servito, a buona intesa con Mattia. C'è un coefficiente di difficoltà in questo momento, abbiamo 2 Pegoraro, quindi dovrò specificare di quale si tratta. Bonifante si va dietro per ancora una volta per il Pegoraro e Trebaseleghe, che questa volta infila una diagonale a terra. 17-7. È stato bravo ad aspettare il muro che arrivasse a chiudere per poi uscire in diagonale. Vantaggio appunto, come abbiamo detto, da gestire, ma ci aspettiamo un pronto cambio palla per i ragazzi di coach Zanin. Stellin alla battuta.
salto flot per lui sul nastro ancora una volta. Pegoraro riceve Bonifante, chiama in causa Cunial che viene murato. Questa partita Cunial da posto 2 è stato chiamato in causa più volte, Dante. Rispetto alle altre qualche pallone in più si è visto, ma anche Novello. È stata una rotazione dove è capitata sempre la ricezione un po' esclamativa, quindi la distribuzione un po' avanti, un po' dietro. Questa volta è stato bravo il centrale Zanatta ad arrivare a chiudere. Tonello su Ceolin che tiene sui 3 metri, si va da Novello in posto 4. Novello, bocca di fuoco importante per Treviso, va a segno. Un bel attacco alto, lungo. Sulla ricezione andrebbe un po' più aiutato con qualche chiamata alla palla fuori dentro, perché l'ultima ricezione secondo me era un po' fuori e solo che i compagni non hanno aiutato Ceolin con qualche chiamata. 14 punti, 15 punti per Novello in questo momento, seguito da Soldan con 11 e da Bonifante 8. È proprio Cunial che tira anche lui fortissimo, palla sui 3 metri ancora per Trebasele, che poi in qualche modo Pegoraro riesce ad andare a segno sfruttando il muro oro granata. Bel tocco a muro, non si sono capiti Novello e Mattia e la palla è caduta, peccato. Pegoraro per Trebaseleghe, 18-9 Treviso. Salto incredibile e no, l'arbitro vede out il pallone. Sembrava... A me sembrava buona, aveva fatto una bella battuta. Sono quelle zone che di solito lasci all'avversario, se riesce a pescare la linea bravo lui. E questa volta cambio per Volley Treviso, esce con una prestazione direi buona Andrea Pegoraro ed entra dopo un recupero da qualche giorno causato da uno stop precauzionale di Covid. Per fortuna non ce l'ha avuto il nostro Mozzi Mozzato, che si prepara una battuta a salto flot sul libero neoentrato di Trebasele, che poi ancora dietro per Pegoraro in grande forma in questo momento, mani fuori vincente. Ha fatto un bel colpo alto, il muro era messo bene, niente da dire. Mozzi entrato in campo, anche per lui siamo contenti di questo ritorno, nonostante Andrea Pegoraro non abbia fatto sentire la mancanza in senso sportivo del nostro giocatore trevigiano, ottenuto da Cunial la ricezione, poi si va da Crosato, difeso da Campagnol, ancora dietro da Pegoraro questa volta spara out l'attacco, 20-10 per Treviso. Questa volta sì, era marcato altrettanto bene come prima, per uscire dal muro ha tirato out. Cambio anche per l'uscita del nostro posto Marco Novello, entra col maglia numero 14 Nicola Mazzon, che è anche il capitano in campo. Chissà se questo comporterà di vedere qualche pastina covid free questa settimana. E Nicola Mazzon, 202 cm, 17 anni per lui, si prepara al servizio, al salto, tira forte Mason tiene e poi spara out in attacco. Trebasele che sembra un po' aver spento la luce, Dante? Eh sì, sotto 2-0, sotto di 10 punti, hanno perso un po' quell'entusiasmo che ti permette di stare in gara. Bene anche la battuta di Mazzona, che si sta trasformando in battitore spin anche lui, sono contento perché è un fondamentale molto importante. È entrato nel frattempo Cattarin al palleggio, esce Niero per Trebasele, 21-10, Mazzon alla battuta. È giusto provare, la battuta spin in certi casi dà sicuramente più risultati. Zanatta per gli avversari, 21-11. Salto flot lungo in zona 1 tenuto da Soldan, poi Mazzona al palleggio per Bonifante, che per questa azione si trasforma in schiacciatore, cogliendo impreparati forse gli avversari. Ha deciso di far riposare un po' Novello e giocare con il doppio palleggiatore. Soluzione già vista nelle prime gare di campionato, quando Novello aveva qualche problema alla caviglia, quindi proviamo a fare un po' sfogare anche Bonifante e Mazzon nel doppio ruolo di palleggiatore e schiacciatore. Dado Soldan introduce la palla in battuta tenuta da Campagnol, attacco
da 2, questa volta giudicato out per Pegoraro, 23-11 allunga Treviso. Treviso ha l'opportunità di poter dare respiro a Novello, avendo 2 palleggiatori che sono bravi anche ad attaccare, è una soluzione che ti elimina l'attacco da seconda linea. A questi livelli ti può agevolare. Dado Soldan, 23-11 per Treviso, out la palla per Soldan. Ricordiamo che la prossima gara in Ghirada sarà sabato 27 marzo contro il CUS Trieste, quindi ci vedremo qui con la diretta di Enrico Maggio, che lo ringraziamo per questo servizio che riesce a fare a Volley Treviso, il 27 marzo, ma Crosato va out in attacco. Dante. Sì, come ogni volta che lui riceve la palla ha l'opzione del centro avversario, che un giocatore come lui viene sempre molto marcato. Ha cercato l'angolo lungo, la palla gli è scappata un po' fuori. Poco male se abbiamo un cambio palla repentino per Treviso. Cattarin alla battuta su Soldan verso posto 2 per Mamson, pallonetto, Bonifante, libero avversario, riesce ad appoggiare bene. Campagnol non c'è intesa col palleggiatore, si va da Treviso, Crosato ancora alto ma tenuto dal centrale avversario, poi coperto da Cunial che deve anche attaccare, difesa di Trebasele che è un po' di confusione sotto rete, si va comunque da Mason, ricostruzione facile per il nostro libero, si va in 4 che attacco di Cunial tenuto in difesa, si gioca in questo momento Campagnol, palla che viene da dietro a sé, riesce a metterla a terra. No, è stato bravo a tirar lungo, perché in quei casi con quelle alzate si fa presto a tirare in rete. È stato bravo. Treviso ha avuto più di una volta il contrattacco, però alla lunga si fa fatica a fare le rincorse e quindi poi si fa fatica a tirar forte. Un'azione lunga quella giocata dalle 2 squadre che poi si apprestano a giocare quella del 23-14. Soldan non riceve bene, ma Mazzone è bello alto e ci arriva, non viene giudicata infrazione di gioco dai 2 arbitri, quindi si continua a giocare. Mason attacca verso posto 5 ma Bonifante gli spegne la luce e conquista il match point, 24-14. Bella azione di Muro, è saltato dritto, si è buttato sulla diagonale chiudendogli l'angolo. Novello chiude la partita con 15 punti a tabellino, Soldan 11, Bonifante 10, Pegoraro 7, Zanatta 7, Crosato 6, Campagnol 6. Crosato non ne ha 7 ma ne ha 6 ma ne ha 7, conquista l'ace del 25-14, una vittoria importante quella di Volley Treviso oggi. Dante. Assolutamente sì, sono stati bravi a gestire bene tutti i fondamentali, sono partiti un po' contratti solo nel primo e nel secondo set, in battuta sempre costanti, hanno messo in difficoltà la ricezione avversaria. È una squadra che sta lavorando bene, si vede, rispetto alle prime partite di campionato sono cresciuti molto tutti quanti, da chi gioca a chi entra, sono un bel gruppo ed è bello vederli giocare. Ringraziamo quindi Dante per essere stato con noi, grazie di questo supporto nella telecronaca. Grazie a voi e un saluto a tutti. Salutiamo ancora una volta coach Michele Zanin che ci ha seguito da casa, ringraziamo tutti per averci seguito, ringraziamo gli sponsor di Volley Treviso e diamo appuntamento sabato 27 marzo contro il CUS Trieste. Buona serata a tutti.